Ciao ragazze, allora oggi vi farò vedere un tutorial fatto con due ombretti, uno bianco e un altro fucsia, con un eyeliner nero. Allora cominciamo mettendo l'ombretto bianco su tutta la palpebra mobile. In questo modo, anche sull'altra ovviamente. Ecco, poi con un pennello da sfumatura, questo molto morbido, andiamo a prendere un po' di ombretto fucsia con un po' mischiato ombretto fucsia e ombretto viola, questi due, così, uno e due, e li mettiamo sulla piega dell'occhio, partendo dalla fine dell'occhio fino ad andarlo a sfumare fino al centro. In questo modo. E facciamo la stessa cosa anche sull'altro occhio. In questo modo. Poi prendiamo un eyeliner, questo così. Io ho preso nero con dentro i riflessi blu. Questo è della L'Oreal. Lo sbattiamo bene. Cominciamo a fare una linea sottilissima vicino all'attaccatura delle ciglia. Sbattiamo prima di metterlo. Ecco. E facciamo anche la stessa cosa qui, su quest'altro occhio. In questo caso oh no, una salvietta umida, vediamo l'eyeliner e rimettiamo. Quindi sbattiamo bene e lo rimettiamo. Aspetta un attimo. In questo modo e chiudendo l'occhio facciamo una linea. Oggi proprio non mi vuole vedere. E poi partiamo bene. E lo mettiamo anche sotto. In questo modo.
Poi mettiamo anzi mettiamo con una matita che ha questo colore, contorniamo tutte le labbra, scusate, tutti il labbro di sopra e il labbro di sotto, in questo modo, e ora quello di sotto. C'è un'altra lasciata e poi prendiamo un lip gloss, questo colore. In realtà sì, si vede scuro, ma in realtà quando si mette sulle labbra è molto chiaro. Ecco, e lo andiamo a mettere. Ecco. Ecco, finito. Questo è il look finito e spero vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!